L'isola in fiore emana un profumo particolare che ti avvolge e inebria. La luce e i colori ti conducono in un nuovo sentiero, dove sarà l'intuito a condurti per mano e non la ragione, dove i desideri e gli intenti sono la nostra luce e nel buio una bussola in mezzo al mare. La mente si placa e i sensi si accordano. La nostra vera essenza sboccia come un fiore che vibra all'unisono. I sentieri cambiano, diventano ripidi, rocciosi, spinosi, la vegetazione fitta e intrecciata. La luce non riesce a penetrare, sei nell'ombra. Si riconnette con te la parte più buia e intima, a te sconosciuta. Quell'isola perduta, invasa, tradita, quella parte che noi stessi inconsciamente abbiamo respinto e rinnegato. Tutti quei ricordi rimasti incompresi, memorizzati nelle nostre cellule. E poiché noi siamo memorie, viviamo ripetendo tutto ciò che abbiamo memorizzato, persino nei nostri gesti o nel linguaggio che viviamo in quel momento o in quella determinata scena. E se ci facciamo caso, la scena si riproporrà con attori e personaggi diversi per farci comprendere il nostro blocco, il nostro fermo, le nostre paure. Si dice che bisogna attraversare il proprio dolore, rivivere quel momento che reclama la nostra attenzione attraverso la sofferenza, per chiedere spiegazioni alle nostre debolezze e alle nostre immobilità. La rinascita può solo avvenire da dentro, ritrovare il seme originale e dal calore e il buio farlo germogliare e venir fuori per espandersi e imprimere la trasformazione, da seme a gemma a splendido fiore profumato, e guardare con occhi nuovi muovendosi con l'energia dell'innocenza, dello stupore, del perdono, della gratitudine. Così la nostra visione diventerà chiara e aprirà le porte del nostro cuore. La nostra percezione sarà chiara solo quando la nostra anima sarà limpida a noi stessi. Per percorrere un nuovo sentiero è necessaria la passione, la forza, il coraggio, la pazienza, la disciplina, la curiosità, l'elasticità, il rispetto, la grazia, l'adattabilità, l'umiltà, il nulla, l'amore e la consapevolezza di sé. Un percorso, un sentiero in continua evoluzione, dove ogni singola cellula riceve nuovi saperi e immediatamente si interconnette e dirama le informazioni acquisite, in modo da prendere tutte lo stesso sentiero e giungere alla meta prefissata. Diventiamo gli esploratori di noi stessi e delle numerose isole che ci abitano. Così intraprendiamo un viaggio che ci permette di andare in un luogo fisico ed introspettivo e di tornare con un bagaglio diverso, perché quel viaggio ci ha trasformato. Non solo per quello che vediamo o veniamo a conoscenza, ma soprattutto per il processo che avviene dentro di noi. Continue prove ritornano e si ripropongono con una forza sempre più intensa per imparare qualcosa che precedentemente ci era sfuggita o non abbiamo affrontato ed elaborato nella giusta maniera. Si dice che ogni cosa avviene a suo tempo. I fiori che sbocciano in primavera, le rose profumate di maggio, né prima né dopo. Tutto in sincronia, con una sottile armonia, dobbiamo diventare parte di essa. L'isola, un piccolo universo, dove tutto può ancora accadere
e ognuno di noi viene messo a confronto con tutto ciò che ci impedisce di procedere verso un nuovo inizio, verso una nuova isola da scoprire. Immersa nel blu cobalto, l'approdo è difficoltoso, ma appena toccata la terra la visione si allarga, la percezione aumenta, la mia contrattura svanisce, ogni sintomo è un messaggio che ci aiuta a focalizzare l'attenzione là dove manca da tanto tempo. La mente si libera dai pensieri ripetitivi e delle catene del tempo perduto e senza che ce ne rendiamo conto pilotano la nostra vita. Dall'isola madre all'isola figlia, che a sua volta diviene madre, un viaggio emozionale e reale vissuto nel visibile e nell'invisibile. Un viaggio alla ricerca di isole perdute, dentro e fuori di noi, di isole incantate, misteriose, selvagge, nel tempo passato e presente, nel tempo perduto e in quello ritrovato.